Oggi è sicuramente una giornata importante perché con l'OST, l'Open Space Technology, che è stato organizzato, che dura tutta questa giornata, sarà data la possibilità a chiunque di iscriversi e di partecipare ai dei tavoli tematici che gli stessi partecipanti decideranno di affrontare, con l'obiettivo di chiudere la giornata con una serie di elementi, osservazioni, critiche, ma soprattutto proposte, spero proposte, per lo sviluppo di quello che dovrà essere Piazza Marconi e il centro, ovviamente la piazza collegata intimamente a Villa dei Cedri. È un percorso partecipativo iniziato ormai molto tempo fa. A maggio del 2017 abbiamo iniziato un'attività di ricognizione e verifica del sistema viabilistico, che ha portato alla redazione di alcune proposte progettuali tra giugno e luglio, che poi sono state pubblicate e comunicate in 2 incontri pubblici, oltre che col confronto con la consulta del commercio. 60 giorni di osservazioni della cittadinanza ad agosto-settembre, che hanno portato a migliorare le proposte viabilistiche per realizzare un progetto a fine anno scorso, che da luglio 2018 di quest'anno ha iniziato a concretizzarsi in questa fase sperimentale di 6 mesi, che durerà fino a gennaio del 2019 dal punto di vista viabilistico. Ecco che anche questi mesi di modifica sperimentale e viabilità ha permesso a tutti di farsi un'idea, di avere un'opinione sia tecnica che più ampia di Piazza Marconi, e questo significa percorso partecipativo, cioè allargare a tutti la possibilità di avere una propria opinione e fare delle proposte. Noi dobbiamo rivivere la piazza, ecco perché abbiamo dato il nome a questo progetto Vivi la Piazza, ma per vivere la piazza dobbiamo far sì che torni a essere nostra. Ognuno ha un motivo peculiare per sentire propria la piazza, un motivo culturale, storico, della tradizione, un motivo sociale, un motivo economico. Dobbiamo mettere assieme tutti questi bisogni e tornare a voler bene alla nostra Piazza Marconi. È chiaro che questo percorso, sapevamo, non sarebbe stato facile, perché è lungo, duraturo, e perché confrontarsi con una moltitudine di cittadini, di opinioni, chiaramente comporta tempo, comporta impegno e comporta soprattutto ascolto. Oggi non è certamente la giornata conclusiva, perché i risultati che otterremo oggi saranno poi comunicati a tutti i partecipanti, saranno poi ulteriormente ripresi a novembre, l'8 novembre e il 22 novembre, con 2 tavoli di lavoro, il 6 dicembre un ulteriore tavolo di lavoro, per arrivare a fine anno a una proposta che possa dare quegli elementi di partenza per sviluppare nel 2019 una forma di progettazione, un concorso di idee, un concorso di progettazione. Adesso vedremo come sviluppare la successiva progettazione di riqualificazione di Piazza Marconi, ma che avrà come punti di partenza gli elementi che in questi quasi 2 anni di lavoro partecipato emergeranno. Quindi finalmente i cittadini potranno chiedere a quali elementi dare rilievo e pregio per le riqualificazioni di Piazza Marconi.